Tanti gli eventi in provincia di Agrigento per festeggiare l'arrivo del nuovo anno, non solo in città per il concerto di Lello Nalfino e Tinduria in piazza Municipio, ma anche nei comuni vicini. A Ioppolo, Giancaccio, ad esempio, si terrà il concerto di Capodanno in piazza con il gruppo musicale dei Mary Pop Hit, a seguire la Notte Bianca con il gruppo musicale di René Volé. A Porto Empedocle le sinfonie e ritmi musicali a cura degli Zambognari Marinisi, quindi il Capodanno di Ello. Così anche a Ravanusa, dove in piazza Primo Maggio il sindaco Carmelo D'Angelo e la sua giunta brinderanno con i cittadini l'arrivo del nuovo anno, poi in discoteca. Così anche a Canicattì il concerto dei Sacalab e a Sciacca in piazza Mariano Rossi, a Licata il concerto dei Brothers. Intanto in una nota pervenuta dalla questura di Agrigento si informa che in vista delle manifestazioni di piazza che saranno organizzate in città e negli altri comuni della provincia in occasione dei festeggiamenti connessi con il fine anno del 2018 e il capodanno del 2019, in attuazione alle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica e in attuazione delle disposizioni impartite dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dal Gabinetto del Ministero dell'Interno, la Questura di Agrigento ha emesso apposite ordinanze di servizio per garantire il regolare e sicuro svolgimento dei festeggiamenti di fine anno. Per il capoluogo è stato previsto il concerto in piazza Pirandello dei Tinduria con la chiusura della piazza alle ore 22, orario in cui saranno posizionate le transenne e gli sbarramenti fisici che impediranno l'ingresso alle auto nella zona interessata all'evento. La piazza sarà quindi presidiata dal personale delle forze di polizia, muniti anche di metal detector e dagli steward che fino al massimo della capienza prevista per 3.000 persone. Sono stati predisposti anche il piano sanitario con la dislocazione delle ambulanze nei pressi della piazza e il piano di evacuazione con l'indicazione delle vie di fuga in caso di necessità. Apposite ordinanze sono state emesse per impedire l'uso di alcolici in prossimità dei luoghi dei festeggiamenti e il divieto di portare al seguito gli spray urticanti. All'interno dell'area del concerto è vietato introdurre valigie e trolley, bombolette spray di qualsiasi genere, coltelli, petardi, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, bottiglie in vetro, lattine, bastoni per selfie e treppiedi, ombrelli a punta, nonché qualsiasi altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto a offendere o turbare l'incolumità pubblica. Ma sì, c'è la dislocazione del personale di polizia in servizio per sorvegliare il sereno svolgimento delle feste di fine anno e sono anche stati intensificati i servizi di prevenzione generale. Analoghi provvedimenti sono stati adottati anche per i comuni di Canicattì e Sciacca, nonché per gli altri centri interessati dai festeggiamenti di fine anno.